introduco soprattutto da un punto di vista nostro interno per riepiloghi, anche perché così Paolo può capire il contesto in cui inseriamo questo intervento. Noi abbiamo iniziato come forum a parlare di come uscire dalla logica dei rifiuti che vanno o all'inceneritore o a discarica, il discorso di come eliminare i rifiuti, eliminare il concetto stesso di rifiuto, cioè il fatto che noi dobbiamo sempre pensare a come garantire un flusso dei materiali che non abbia come destino un qualche eliminazione, qualche smaltimento che inevitabilmente ha un impatto ambientale. Questo è il punto di partenza. L'abbiamo calato poi nei vari territori, soprattutto quelli più vicini a noi, dove comunque abbiamo dei problemi rilevanti, perché Padova ha un inceneritore, perché Schio ha un inceneritore, perché comunque abbiamo discariche un po' sparse dappertutto, perché poi ci sono falsi inceneritori che vengono fatti passare con altre logiche, ma di fatto i inceneritori rimangono, e quindi la necessità da una parte di vedere come gestire tutto il ciclo dei rifiuti, che non devono più neanche essere concepiti come rifiuti ma come flusso di materiali che superi la logica del rifiuto, con l'idea per esempio dell'economia circolare, e mettendo anche in evidenza come spesso si parla di economia circolare e poi si conclude l'economia circolare con qualche cosa che non ha niente di circolare, come appunto inceneritori o impianti di combustione di biomasse, di biogas o altre cose del genere. E gli assegni circolari. E gli assegni, ecco, quelli circolano molto di più. Il riciclaggio che c'è attorno a queste attività, anche se gli assegni non si possono più fare al portatore, ma circolano ugualmente, e anzi non circolano neanche assegni, circolano direttamente il denaro liquido, e quindi c'è un riciclaggio liquido. Va bene, a parte le battute, quindi noi siamo partiti da questa considerazione, e una delle considerazioni era della difficoltà di uscire per i comuni dalle strutture esistenti. Noi a Padova abbiamo ERA, ma non c'è solo ERA nella provincia di Padova, così a Vicenza, così in altri posti, e quindi un problema è stato quello di come evolvere verso eventualmente strutture in-house, e nel frattempo abbiamo visto l'esperienza di Forlì e quindi siamo stati particolarmente così attratti da capire cosa funzionava a Forlì. Questo è il motivo per il quale abbiamo sentito Natale Velosi la volta scorsa, per vedere anche quali possibili collegamenti, elementi di similitudine tra la realtà nostra e quella di Forlì, tutti e due che passano attraverso la presenza di un inceneritore, ma anche differenze di per esempio di contratti, di scadenze di contratti, che è uno dei discorsi per cui quando abbiamo sollevato la questione in campagna elettorale ai candidati sindaci ci è stato detto sì, però l'esperienza di Forlì è interessante, ma Padova non può farlo perché abbiamo una scadenza di 10 anni in più circa, e quindi questo ci pone dei limiti, delle penali e così via. A parte, su questo anche probabilmente si può discutere, e quindi volevamo capire le varie esperienze, sia di realtà che nascono senza multi-utilities come era, sia realtà che sono uscite da una multi-utility come il caso di Forlì, cosa potevano indicarci sul territorio nostro. Questo era un primo elemento. Il secondo elemento che ci interessa è documentare, e il consorzio Priula e le esperienze precedenti, ma anche l'esperienza che abbiamo a Padova, pur con tutti i limiti, escluso ERA, perché era soltanto un pezzo della provincia di Padova, dimostrano, ma spesso viene ignorato, che alla fine per il cittadino una logica di vera raccolta differenziata con il sistema porta a porta, e quindi premessa indispensabile per una visione di economia circolare, viene a costare meno di quanto non costi il discorso con l'inceneritore, mentre viene sempre affermato il contrario a livello di documenti di chi sostiene quell'altro tipo di logica. Quindi questo era il secondo punto, i
i dati economici. Il terzo punto era però quello che troviamo ancora come limite, che probabilmente è un problema ancora anche per il Consorzio di Rifiuti Priula, e cioè che noi stiamo affrontando un pezzo importantissimo ma ancora parziale del ciclo dei materiali, e cioè manca la visione del passaggio dalla raccolta differenziata, porta a porta, spinta, a una visione di destino dei materiali a veri impianti di riciclaggio, a veri sistemi di riciclo. Cioè non basta la raccolta se poi tutto questo viene finalizzato a buttare semplicemente in modo più efficiente o nell'inceneritore o in discarica, perché a quel punto abbiamo fatto fare ai cittadini un lavoro sì educativo, sì importante, ma le conclusioni sono che è cambiato ben poco. Ecco, questi sono un po' i problemi che noi abbiamo affrontato in quest'ultimo anno, le esperienze quindi che noi vogliamo affrontare, ma vorremmo anche un ulteriore sviluppo, se possibile, anche sulla questione Forlì, ma partendo intanto dal Consorzio Priula, di avere un'idea su questi temi, come si può andare avanti, come si può e quali sono anche dal punto di vista amministrativo, anche dal punto di vista eventualmente legislativo, quali sono le prospettive che esistono o che dobbiamo proporre per venirne fuori. Spero di essere stato chiaro. Quante ore avete? 2 ore. Dalle 10 a mezzogiorno. Mi stufo in dolore. No, si può parlare con tutte voi. Una chiacchierata. Sì. Ovviamente chi ha il dubbio importante senza aspettare chiacchierata delle discussioni. Non c'è frontale. Veramente stimolante l'apertura del professore, perché mi ha fatto venire in mente un sacco di cose. Non so se riuscirò a fare dell'ordine, no? Nel posto giusto, mi verranno in mente qua e là. Va bene, come tutte le chiacchierate una volta. Ti ricordi tutto che suona quando si inserisce un discorso su un altro, si parla dunque lavorare, aspetta che non qualche volta le ramificazioni monete abbiamo qualcuno clima, no? Io mi sento così, dopo magari apparirà fuori standing di un amministratore e di un direttore, no? Evidentemente, perché la chiacchierata chiama la persona a parlare con persone e non ruoli con ruoli, insomma, che io mi trovo meglio così. Ed è per questo che volevo aprire così, poi vediamo come arriva a tutti i temi segnalati, perché in qualche modo mi guiderà. Mi sono proprio segnato adesso, ma non ho preparato se non quello che ho in testa da un po' di anni e che racconto un po' in giro. Lo dico spesso, ci raccontavamo con Michele che gli anni 80, che significa che lavoro da più di 35 anni sul settore ambiente, 35 anni sul settore ambiente. Inizialmente mi piaceva l'acqua, il ciclo idrico, la depurazione, è stato un innamoramento, e poi con le norme sui rifiuti interessantissime, la situazione che c'era in Italia di allora. Mi ricordo con il Veneto qualche punto percentuale, avevo comuni al 5% di raccolta differenziata, come alcuni comuni della Sicilia adesso, per carità. E c'erano delle persone, uno era di fianco a me e altre persone che dicevano la raccolta differenziata si può fare perché basterebbe separare, cos'è che non devi buttare via? Cioè, se tu guardi come ho fatto il rifiuto, loro sono stati i primi, mi ricordo, tutto questo mondo, no? Che non era magari istituzionalizzato perché era dalla base, faceva le prime analisi merceologiche. Mi ricordo sul veneziano chi era che si era messo, non mi ricordo bene il nome, sul veneziano a fare le merceologiche. Cosa aveva fatto? E a separare i rifiuti. E le GA pesari, sì, una cosa naturale adesso, che lo fanno anche le aziende di analisi chimiche, merceologiche, eccetera, e oggi c'è una storia. Bene, si diceva, fin i conti si può benissimo superare il 50% di raccolta differenziata, forse anche di più. Mi ricordo che un matto, Geremia Bonanno, non so se lo conoscete, che conosco, non dico, ma secondo noi, già eravamo sui primi del 2000, fine
anni 90 si potrebbe arrivare anche al 70%. Tu sei fuori. Lui, Geremia Bonai, era quello che diceva che l'incenerimento è la morte termodinamica, non so se ricordate, di un bene, di un materiale, morte termodinamica, un significato anche tecnicamente molto pieno, lui d'altronde si occupa di queste questioni. E in realtà gli esperti dell'epoca, e ne abbiamo incontrato vari, dicendo che anche spingendo al massimo la raccolta differenziata, anni 80, me lo ricordo, delle persone che non sono molto lontane da qui. L'ingegnere dell'AMIC del Padova non mi ricordo. Però anche spingendo la raccolta differenziata e a costi difficilmente accettabili alla popolazione, difficilmente si supererà il 30% della raccolta differenziata. Primi anni 80. Ora la storia è schiacciante. La storia è schiacciante, fa vedere tutti i limiti della prospettiva, sia dei problemi che delle possibilità positive. Ma perché allora è stato possibile l'impensabile dagli esperti? No? Perché allora non si riusciva a vedere quello che era possibile fare a livello di comunità, sostanzialmente? Secondo me perché tutto nasce dalla visione dell'uomo che c'è. Faccio un altro esempio e poi arrivo alla conclusione. Intanto si diceva, ci vuole un cambio culturale, generazioni, scuole, educazione ambientale, eccetera, poi fai la raccolta differenziata per davvero, i primi coraggiosi del Veneto, e anche negli anni 90, i primi anni 90 anche la Lombardia, fa partire le prime esperienze. Cosa succede? Vi do il dato di Treviso fino al 2013 Treviso era un sistema cassonetizzato con una raccolta differenziata puramente nominale del 50%, puramente nominale, perché dentro c'era il ferro da stiro, tutto quello che si può mettere in strada, tanto c'è la scelta, è come andare a votare, gusto numero 1, e si andava a mettere un po' di tutto. Qui si pesava l'umido come fosse tutto umido, la carta come fosse tutto carta, la carta stradale ha tranquillamente il 50%, 40% le scarpe, 60% la plastica, sullo stradale è perfetto. Bene, si pesano tutte queste frazioni e viene fuori il 50%. Poi facciamo il non riciclabile, dentro l'indifferenziato era oltre il 90%, devo dire che il riciclabile dentro l'indifferenziato era oltre il 90%. Vuol dire che alla fine si mettono su vari cassonetti in maniera indistinta, perché se posso mettere il riciclabile nell'indifferenziato, posso mettere il non riciclabile nell'indifferenziato. Bene, tutto ciò nel 2013 parte il sistema, avviamo cassonetti tutti vicini, sistema si partirà con la tariffa puntuale, luglio 2014, primo mese, ma facciamo un secondo, così spieghiamo con l'agri, Treviso passa al vero 84%. Ora, qual è il cambiamento culturale che avviene in 2 mesi? Quali generazioni di bambini abbiamo educato in 2 mesi o consegnando bidoni o alcune serate informative? Che cos'è che ha fatto cambiare effettivamente? Che cosa abbiamo insegnato in 2 mesi? Non c'è stato un cambio culturale, non è possibile un cambio culturale in 2 mesi. La conclusione è che l'uomo è fatto diversamente da come si pensa, da un pecorone che deve imparare qualcosa, ma dentro ha già tutti gli ingredienti, buono o tristo che sia, sta a noi muovere la parte buona o la parte cattiva. Cioè, se io do un sistema responsabile, in tutti i settori, non solo dei rifiuti, la parte responsabile dell'uomo si muove. Ora, questa visione dell'uomo non si è creduta negli anni '80, abbiamo avuto bisogno delle esperienze concrete per smentire gli esperti, per smentire coloro che avevano una visione dell'uomo diversa o di futuro diversa. Noi sappiamo che mettendo oggi, e anche le scienze comportamentali sono arrivate a concludere questo, l'economia comportamentale, siamo arrivati a concludere che dentro abbiamo tutto. Se tu fai un sistema di mobilità responsabile che chiama all'autoresponsabilità, ottieni dei risultati. Se tu proponi un altro modello, ne ottieni altri, gratti la pancia dei bassi istinti o le profondità dell'uomo come tale. Quindi è stato, secondo me, un errore, vogliamo dire, anche politico,
cioè perché nella politica si esplica la visione del mondo. E quindi quando mi chiedono che cosa è il modello di Priula che poi è stato attuato con Contarina, ecco, un modello responsabilizzante. E per avere la responsabilità, dico sempre, ci vogliono fare le cose, cioè quindi azioni, che devono essere anche singole. Le azioni non possono essere solo collettive, non posso essere chiamato a una responsabilità solo collettiva se non c'è anche quella individuale. Per quello il porta a porta funziona, perché è il mio rifiuto, la mia quantità, la mia qualità del materiale, ne rispondo, ne sono responsabile e quindi mi comporto diversamente. Poi c'è anche quella collettiva, trasportiamo, ricicliamo, eccetera. Devo pagare per quanto butto? Cioè quindi ci deve essere la tariffa, no, che responsabilità c'è? Se io non ho i limiti di velocità, se io non ho nessuna conseguenza, la conseguenza è un fattore necessario della responsabilità, devo rispondere, quindi se io faccio o non faccio, rispondo in un modo o nell'altro, cioè mi ritorna il mio esito delle scelte, ne sono responsabile. Quindi la tariffa è legata, o il premio è legata ai miei comportamenti, quindi non può esistere un sistema che si paga a metro quadrato, perché io non rispondo della mia quantità di rifiuti, rispondo dei miei metri quadri, quindi non ha nessun senso. E via dicendo, l'informazione, la conoscenza è un requisito della responsabilità. Sono capace di intendere e di volere, si dice nel diritto penale, no? Conoscenza, l'attenuazione delle responsabilità per ignoranza scusabile, no? Noi abbiamo nel diritto tutti questi elementi, li abbiamo nella Costituzione, quindi la visione dell'uomo della Costituzione è diversa da quella che è stata attuata. Tutte queste cose qua sono pregne, bastava leggere la Carta fondamentale, tutti i principi. Vedete come non si parla di rifiuti, ma si parla di un'altra cosa. Quindi quando si inventa un modello, ed è stato inventato dai primi basta, i primi sindaci hanno detto basta che se ne ti butta tutto insieme, adesso ognuno vedremo chi che sgarra, molto banalmente la chiacchierata, e si è scoperto che la gente cambiava, la gente modificava il suo sistema. Forse il merito trevigiano deve essere stato il primo che ha portato un modello strutturato, così come ve lo descrivo, di area ampia, non l'isoletta del Pacifico che ricicla tutto, che è una bellissima cosa, ma viene relegata a una esperienza particolare, non può essere estendibile. 560.000 abitanti con lo stesso modello, con la tariffa da 17 anni, i primi e gli ultimi nel 2014, quindi Treviso, con una coerenza di sistema. Il modello societario che c'era era un modello societario società mista, tanto per dire inizialmente con Treviso. Poi società mista costituita non regolarmente, per cui con una norma sopraggiunta abbiamo acquisito tutto il 100% dall'allora Impregilo. Impregilo aveva un modello totalmente diverso in testa. Impregilo ha realizzato gli impianti della Campania, se non lo sapete, e quindi è stato anche un po' la causa del fallimento del modello Campano, che poi è cambiato. Quindi noi abbiamo fatto uscire Impregilo, abbiamo pagato il 49% delle quote, 2.200.000 euro, oggi la società ne vale 40 milioni, circa 50 milioni, quindi abbiamo fatto anche una buona valorizzazione pubblica. Il modello che è stato installato è sostanzialmente questo. Quindi ognuno ha i propri contenitori, bidoni differenziati per ciascuna famiglia, e qua marchiamo le differenze. Nel nostro modello, che ha anche la tariffa puntuale, ciascun utente ha i propri contenitori taggati, contenitori con riconoscibilità sia di transponder, dispositivi di radiofrequenza, ma anche riconoscibili come numero. Uno sa che è il suo, mette fuori il suo bidone. Per esempio nel nostro modello, fin dove è possibile, vi assicuro che il successo è molto ampio, non si danno contenitori condominiali.
quindi adatto il mio modo di gestire di volumi di bidoncini più piccoli, di frequenza più intensa in determinate zone, perché voglio permettere a tutti quanti di essere individuati, responsabili e quant'altro con il proprio servizio, perché nel momento in cui questo non accade, in sostanza in piccolo o neanche tanto piccolo, le dinamiche di diluizione delle responsabilità si concretizzano. Il condominio non è altro che quel quartiere, quel personaggio stradale che gravitava. Forse abbiamo il nome dei condomini, forse, perché anche i condomini qualche volta spariscono e appaiono. Così come tante volte non si ha il nome di chi condominialmente in un quartiere gravita sul bidone di nessuno e di tutti. Quindi le dinamiche che noi volevamo togliere, e per quello diciamo il nostro sistema anche porta a porta è diverso dal porta a porta punto, perché dipende, non si dice quasi niente. Ho visto raccolte domiciliari che fanno schifo, perché non c'è per esempio il sistema di controllo, cioè non c'è un sistema dell'operatore che ti mette l'avviso, mica ti deve fare la multa, ti mette un avvisetto attaccato, guarda che hai sbagliato, stavolta te lo raccolgo, la prossima volta vengo a trovarti. La gente lo chiama multa lo stesso, il bigliettino rosso, ma a me l'ha visto anche il vicino che mi ha messo l'adesivo, capite? Il controllo sociale, la coerenza, tutti i meccanismi di appartenenza comunitaria cominciano a venire fuori. Quindi ci vogliono sistemi progettati per dare a ciascuno la propria responsabilità, e dove non si riesce col porta a porta, perché non è l'assioma, non è il porta a porta, attenzione, è il modello responsabile. Treviso abbiamo pensato che alcuni punti fossero difficilmente servibili, parliamo di centri storici molto carini, con un sistema domiciliare, o comunque dovevamo dare ridondanza di sistema comunque responsabile, perché non volevamo dare alibi a chi rifiuta il cambiamento, volevamo dare più possibilità, tutte responsabili e coesistenti queste possibilità. Quindi sì, ti do il tuo bilancino adeguato per quella zona particolarmente complessa, ma ti do anche la possibilità dell'accesso al mezzo mobile che ha delle fermate, l'ecobus si chiama, delle fermate dove è stanziale, nel senso che si ferma per mezz'ora, per quanti d'ora, o ecco stop, c'è anche un altro servizio che si interessa, come una rete di una subway trevigiana, però di superficie, le fermate, l'operatore è lì, non è il personetto fermo su un camion mobile con le ruote, è un mezzo con l'operatore che legge il cestino consegnato, il sacchetto trasponderizzato, comunque tu che arrivi, la tua quantità, il tuo volume, me lo dai in mano, io lo metto nel mio camion a biscomparto, piccolo basket. Quindi che differenza c'è concettuale tra una raccolta porta a porta, dove vengo a prendere il tuo bilancino, tu mi porti il mio e il tuo, ma registro le quantità, verifico che si usano le attrezzature previste, verifico il contenuto, paghi per quanto produce, tu sei il tuo rifiuto, eccetera. Concettualmente non è diverso, quindi per andare oltre insomma il sistema porta a porta. Allora adesso stiamo facendo, per dire le suggestioni di cos'è il modello e i risultati di polare la responsabilizzazione. Abbiamo fatto come prima esperienza la raccolta interna, la riprogettazione del sistema di gestione dei rifiuti di Fiumicino, proprio l'aeroporto di Fiumicino, perché erano messi al 20% di raccolta differenziata. E che cosa abbiamo fatto? Esattamente lo stesso approccio mentale che abbiamo fatto per gestire una città, perché secondo noi una città dentro dei muri, stiamo parlando di landside, quindi non la parte diciamo dopo i controlli che comunque avrebbe bisogno. Assolutamente abbiamo delle utenze, uffici, ci mangia, ci sono le autorità dentro, dovevamo fare un sistema di raccolta porta a porta, il furgoncino elettrico, quelli che corrono e portano bagagli, non abbiamo fatto i comandati. Abbiamo messo dei bidoncini per ciascuno degli utenti, sono
qualche centinaio, 700 vuol dire, le utenze interne pagavano a metro quadro. Attenzione, vedete le dinamiche come sono le stesse della città, pagavano a metro quadrato e tutti andavano a portare su un centro di raccolta la signora delle pulizie, quella che serviva il caffè quando non c'erano clienti, o poi pagava un'altra impresa che gli portasse là, tutti buttavano sotto grande cassonetto. C'erano i cestini stradali, i cestini dentro, no, quelli che si trovano. E abbiamo cominciato a dire, bene, adesso non paghi più a metro quadrato, tu hai il tuo bidone, secco, un bidone, e noi passiamo a raccogliere, nessuno prende dei rifiuti. Il gestore, che è il gestore? L'incaricato da, come si chiama, ADR, fa la raccolta e poi applica le tariffe con la regola fatta qui da ENAC, il comune, e si fa la raccolta. Siamo al 70%, li abbiamo lasciati 2 anni. Ci chiama SAVE, quindi capite le regole quali sono di fondo. Si chiama SAVE e siamo interessati a fare qualcosa anche noi, perché poi la comunicazione poi si guarda una certa tra soggetti. E lì stiamo provando una cosa nuova, intanto, per dirvi che il porta a porta è una parte, cioè rappresenta ha un significato di un'ontologia più profonda, ecco. Proviamo sistemi che magari, non so, New York come potrà funzionare, sapete quei sistemi che erano stati provati prima a Barcellona, sistemi pneumatici per la città olimpica, in realtà a Barcellona hanno tutta la raccolta pneumatica, a Barcellona e la Spagna non hanno niente da insegnare al nord-est, come la Francia, come l'Olanda, come l'Inghilterra. Oggi insegniamo a tutti questi signori e insegniamo come risultati anche alle Fiandre, che è una regione molto evoluta, all'Austria, lo so. Però che cos'è quel modello che non funzionava? Quel modello di aspirazione è un cassonetto sottoterra, quindi tutti i sistemi interrati sono cassonetti sottoterra, dove qual è la differenza con sopraterra? Se non ho sistemi di individuazione della mia responsabilità, ho la chiavetta, no? Ma di chi era quel rifiuto che è stato fatto? Come ha fatto a pagare? Ha pagato o non ha pagato? Non c'è un sistema interrato in tariffa puntuale in Italia, un sistema con tutte le calotte non c'è oggi di tariffa puntuale. Vuol dire che il rischio di passare alla tariffa sulla quantità, su un sistema poco coerente, chi risponde della qualità del materiale che hai messo dentro? Io ho visto qua in provincia di Padova, sono andato a vedermi cosa si butta su quelle. Quindi che cos'è che mancava a quel sistema di Barcellona? Manca l'individuazione, manca il controllo, in modo che io sappia che il mio rifiuto è quello, e la verifica. Ora stiamo ragionando sull'evoluzione di questa cosa qua. Quindi sì, anche sistemi tecnologici, ma purché abbiano tutti i medesimi elementi che partengono da quegli esempi che vi ho fatto prima. Quindi quello che dobbiamo cambiare è il nostro modo di pensare prima di progettare, come si comporta l'uomo collettivamente, perché abbiamo nella nostra natura umana delle scorciatoie mentali, le abbiamo costruite perché la vita è così complessa, nell'evoluzione umana la vita è così complessa che abbiamo dovuto creare delle scorciatoie mentali, rosso, segnale tac, ma molto spesso si saltano dei passaggi, è un meccanismo di difesa, non si può vivere senza troppe regole. Allora uno dice cassonetto, rifiuto, in realtà la scorciatoia è stata cassonetto, di che colore? Che materiale ho in mano? Pago o non pago? Noi il cassonetto rifiuto, ecco perché il cassonetto stradale dà una scorciatoia mentale, quindi anche le brave persone, acculturate, non so, sensibili, scorciatoia mentale, ho sbagliato. Per esempio io adesso a Forlì, dove sono amministratore di questa società, c'è esattamente il colore opposto della carta rispetto alla plastica. No, è sicuro che io poi mi accorgo, butto. Anche me. Il colore scorciatoia mentale, quindi spezzare le scorciatoie mentali, creare la consapevolezza,
crea comportamenti voluti dal sistema. L'ho fatta lunga sulle questioni concettuali a cui ci tengo tanto, perché altrimenti si rischia di relegare un modello a un insieme di attrezzature di cambio. Sì? Domanda: perché avete anche qui a Padova cambiato il colore del cassonetto carta rispetto Il sistema europeo. Ecco, sì. vabbè, cioè, Il sistema europeo. sì, però il sistema europeo bisogna correre dietro sempre, perché logica. È uguale per tutti e Sì, benissimo. dentro una comunità. Sì, beh, ma se siamo naturalmente al di fuori del funzionamento dei neuroni, per definizione giallo carta, c'è poco da dire. Avere invertito non va bene. Gli europei quando fanno le stupidaggini bisogna correre dietro. È diventato blu, vero? Sì, esatto. Sì, noi infatti mettiamo Perché a livello europeo e poi Ripeto, no, è che vengono, come noi andiamo in giro per l'Europa, a Padova e in altri posti vengono da tutta È l'Europa. importante, in realtà è importante questa cosa. Facciamo un passo indietro. Chi è che ha la carta blu in Italia storicamente? Prima della commissione di unificazione dei colori, solo l'Emilia Romagna. Ah, quindi si va al treno dell'Emilia. Solo l'Emilia Romagna. Ora, io non so chi c'era in commissione, non so, però è chiaro che dal punto di vista associativo, comunicativo, non c'entra niente. O la carta è bianca, perché la carta è bianca, o è gialla perché si è ingiallita. La plastica forse l'associo più al blu, l'azzurro, perché artificialità. Abbiamo fatto anche una interessante tesi, abbiamo affiancato un'interessante tesi là sulla simbologia e l'etichettatura europea per quanto riguarda i materiali. È stata stroncante per come è messa l'Unione Europea nell'etichettatura disordinata in termini di prodotti e quindi anche di veicolazione verso la raccolta. Ci vorrebbe un riordino complessivo che riportasse. Ora, purtroppo le leggi qualche volta si fanno con delle spinte di qua e di là, e quindi condivido quello che ha detto. Però stavo parlando delle questioni associative, di meccanismi di scorciatoio mentali che sono alla base della natura umana, e quindi Già che ci sei, io non lo so. L'Europa dice carta blu, vetro, che cosa? Verde o no? deve sapere che tu Cioè adesso come stiamo andando è per averli ubicati, proprio perché se parliamo di, insomma, di comunità, di trasporto, di circolazione libera di persone e merci, bisogna andare. Adesso a Padova siamo ancora a metà e ne abbiamo ancora di vecchi. sì. Sfortunatamente, quindi si creano. Sì, poi vedete russa da una parte dall'altra. adesso il Conali che fa i contributi ha fatto il bando e dice punteggio per chi ha già i colori a posto. Quindi è un tema. E l'alluminio e i metalli invece cos'è? Di solito l'alluminio si accompagna alla Con la plastica insieme? Plastica e metalli. Quindi diciamo. Sì. So che di solito era per capire se l'Europa aveva detto invece no. No, o che non mi ricordo, ma io di solito va sempre affiancato, non c'è quasi mai una raccolta. Comunque è un'informazione importante da sapere, perché insomma. Mai poi hanno la plastica PVC, i colori del vetro diversi. Poi hanno anche questa Circolazione di persone. Vabbè, c'è una cosa che si può scrivere, si può scrivere carta in 4 lingue, allora sappiamo anche leggere, C'è scritto anche in inglese. appunto. Va bene, dai, fermati. No, ma poi il colore aiuta effettivamente, tutta una serie anche Io di non ci ho mai simbologia, pensato. le icone aiutano, cioè quindi abbiamo bisogno di avere non scorciatoie mentali, ma veicolazioni corrette, non quelle cassonetto rifiuto, perché se il cassonetto è di un altro tipo in realtà l'errore è marginale, no? Non c'è nella nostra testa, è marginale. Non insisto più sul concetto, sul modello concettuale che ha generato il nostro modello che è nato nei primi anni 2000 ed è stato attuato già nel 2001 nei primi comuni, che ormai abbiamo, come si dice, i primi nativi circolari, non so, differenziati. Avremo quest'anno i primi maggiorenni. C'era Sernaglia tra i primi. Ancora adesso è un modello non del mio territorio, della
riguarda la destra chiave, ma è uno dei, sia come esperienza di compostaggio domestico di grande partecipazione, premiato più volte, ma anche di risultati assolutamente paragonabili a quelli del mio territorio, sicuramente. Così sono risultati che sono 85% media, e nell'85% in maniera ortodossa noi calcoliamo, che poi si fanno anche dei giochini nelle varie regioni d'Italia, però ortodossi, rifiuti avviati a impianti di recupero con certificazione ARPA-Vento, che fa un ottimo lavoro, diviso totale dei rifiuti prodotti, quindi è ortodosso, non ci sono amenità del tipo, aggiungiamoci, che magari ci starebbe anche il compostaggio domestico, che al 26% delle famiglie lo usano. Non calcoliamo perché non lo possiamo misurare, sappiamo, mettiamo il numero, e in qualche posto si aggiunge il compostaggio domestico stimando quanto umido avrà fatto quello che non ha buttato, solo quella quantità. In altre zone... La definizione di rifiuto non c'è lì perché non hai... Sì, diciamo è una forma di prevenzione, è una forma di prevenzione, l'ho dato alle galline, allora calcolo quante galline ho, sarebbe anche esagero. E comunque per coerenza, perché più coerenti siamo sui dati, più trasparenti siamo, più siamo credibili, quindi quando comunichiamo, guarda che devi fare la raccolta di un materiale nuovo, di tappi, siamo credibili, altrimenti perdi la credibilità. Quindi in altri territori addirittura c'è una situazione paradossale, non dico dove, in cui il gestore non raccoglie perfettamente niente di quella quantità che include nel calcolo, ma proprio zero, dove un industriale, non so, si prende la carta o si prende il ferro di truccio e se lo vende per conto suo, se lo fa trasportare da un'altra azienda e poi lo calcolo in raccolta differenziata, ma no poco, tanto. Ecco, ci sono delle realtà regionali che ammettono questa cosa, quindi oggi abbiamo anche disomogeneità regionale sui numeri. Quindi dicevo 85% medio, ma il comune che ha toccato il 90% è arrivato. E allora mi piacerebbe dire a quel signore che diceva difficilmente si può arrivare al 30% di raccolta differenziata, e gli spiego al sindaco, perché sarebbe come quel bombo che ha le ali troppo, sì, non può volare nella superficie all'aria, non può volare, lui non lo sa, lui vola lo stesso. Qual è questo comune migliore qual è? Siamo, questo è il Cupo, siamo sui colli, sì, un po' piccolo, 2200 abitanti, ma Preganziolo che sono 16.000 e 87, cioè Preganziolo è un ottimo comune, Treviso con 84.000 è 84-85%. Ricordo a Treviso c'è stata una conferenza vostra quando dovevate ancora introdurre il porta a porta, che c'erano dei signori in un tratto pubblico arrabbiatissimi che dicevano che era impossibile a Treviso fare e voi continuavate a dire no, guardate che ci sono grandi città e dopo i risultati. Sì, cosa è stato l'interruzione dei convegni ed è stato proprio arrabbiati. Sì, perché se noi chiediamo alla gente vuoi tu la raccolta porta a porta prima di farla, la risposta sono gli indagini dicono no, sto ammassando così perché è sotto. Cioè, cos'è che il problema c'è? No. Se tu chiedi alla gente dopo che è stato fatto il sistema, magari non un minuto dopo, quella parte emotiva del cessare, il trauma del cambiamento ce l'abbiamo comunque e poi dice però è stato, pensavo peso, ma non solo sui rifiuti, per il resto. È stato che forse si sta meglio così. Quante volte ce lo diciamo noi, persone sensibili, perché siamo qua di sabato mattina e invece faccio un giro al centro e resumiamo queste cose. Quante volte, ma guardati, pensavo che fosse male sta roba qua invece, non tutto il male invece fai l'indagine dopo, oltre il 90% di una cosa, per cui schifo del precedente, ecco, quindi si carica il cielo aperto. E questo è... E anche nelle zone turistiche, avevo parlato con il signore di Lignano, diceva che loro sono stati tra virgolette costretti, perché la gente che era abituata a farsela a casa, certo, voleva. Quando andava al mare diceva come al mare non devo dividere le cose che faccio sempre, perché dopo non riesci più a tornare indietro. Sì, fa schifo buttare la pasta sul secco, veramente tanto, è avanzato. E poi un altro dato, così per raccontarci, a parte i concetti, le modalità che stiamo facendo,
La quota di rifiuto residuo sono 45 kg abitante anno. Se ci aggiungiamo gli ingombranti, che noi siamo Porto Gossi, mettiamo anche gli ingombranti, perché gli ingombranti sono i non riciclabili grossi, e quindi coerentemente noi diciamo allora diventa 55 kg abitante anno. 55 kg abitante anno o 45, perché poi il metodo nazionale mette gli ingombranti in calcolo di raccolta differenziata per la quota avviata ad impianti di recupero. Per l'impianto di recupero tante volte tira via lo spillo di ferro, dice ho recuperato e tutto l'ingombrante è diventato avviato, quindi porta 2-3 punti in più. L'ultimo dato del metodo nazionale porta 2-3 punti in più all'Italia, sicuramente qualche situazione di più. Quindi noi lo mettiamo sotto, l'85% esclude gli ingombranti. Ecco. Perché l'ingombrante è riciclabile secondo? Perché dentro, sulla raccolta degli ingombranti, non c'è solo il materasso che insomma difficile che sia recuperato, ma c'è anche l'armadio di legno. No, non funziona bene. Perché hai messo l'armadio di legno nella raccolta degli ingombranti mentre si chiama legno codice 200138 e non 200107 i rifiuti? Quindi perché l'hai messo là? Quindi paradossalmente peggio raccolgo gli ingombranti, quindi lascio dentro i riciclabili, e più riesco a riciclare e dire sì, sono riciclabili. Perché bisogna anche fare un po' di verità sui dati. Comunque, a parte questo, diciamo 45 sono tanti, sono pochi, 45 kg abitanti sono su un'Italia che viaggia sui 270 kg abitanti anno, 300, zone d'Italia 500, la Sicilia più o meno, sono questi dati, kg abitanti anno, quindi 1 a 10, 1 a 3, cioè un terzo, un decimo, un quinto, metà quantomeno per chi ha cominciato già a fare qualcosa. La raccolta differenziata domiciliare, appunto, nei nostri territori, senza la tariffa puntuale, faceva, mi ricordo il consorzio Treviso 3 che poi si è unificato con noi, aveva da anni la raccolta, da tanto tempo, porta a porta, appunto, senza tariffa puntuale a 120 kg, 110 kg, variabile perché non è 130 con perché ci vuole anche un sistema coerente nel suo complesso, la tariffa puntuale, gli elementi di controllo, la comunicazione, tutte le cose di prima. Quindi il modello, cioè sostanzialmente questo dimostra che la gestione dei rifiuti è un sistema. Quindi vado un po' sul tecnico. Un sistema non è un insieme di cose, un grumo, ma sono elementi in relazione fra di loro. Quindi che fra di loro interagiscono, danno delle azioni e delle retroazioni a tutti gli elementi. Proviamo a vedere: comunicazione, la raccolta individuale, tariffa, controlli. Cambio uno di questi elementi, cambia qualcosa. Abbasso la tariffa dello smaltimento dell'indifferenziato, aumenta l'indifferenziato, devo fare gli impianti più grossi. Per dire, non mi arriva materiale sugli impianti di riciclo, l'investimento non si ammortizza, cambia la tariffa, devo recuperare l'investimento. Capite? È un sistema, non è un insieme di cose da fare. Quindi quando l'ho progetto? C'è però sempre una cosa che manca, perché non trovo nel suo ragionamento che ha fatto fino adesso un ulteriore incentivo. Se io uso del detersivo per la lavatrice, non devo più buttare via un contenitore di plastica vuoto che butterò il giro giusto e per il quale sono bravo, va via, quello verrà riciclato. Manca questo passaggio, nel senso che il vostro obiettivo dovrebbe essere anche quello di fare dei bidoncini e quello sempre più piccoli. Il suo obiettivo dovrebbe essere quello di avere meno camion che vanno in giro, di avere meno dipendenti al vostro servizio, perché dovrebbe potenzialmente, o l'idea intendere dovrebbe essere quello che si fanno meno rifiuti. E quindi mi manca, ma è a monte di quello che fanno. Mi manca quell'incentivo non sono loro che decidono della cittadinanza, mi manca quell'incentivo nei confronti della cittadinanza per cui il cittadino si è incentivato a comprare una cosa che poi butta anche questo qua. Io ho un'esperienza, l'ho vista, che c'è un'associazione, noi pensavamo anche a Roma,
che si chiama Ecopunti. È l'unica cosa che io ho visto documentandomi. Ci sono i molti posti dispenser, ma non è una questione che lo so, però se noi obbligassimo a usare i dispenser in tutti i negozi, è una cosa con cui però siccome il signore che ho fatto io ho fatto l'istituto tecnico, la materia più bella che io ho fatto l'istituto tecnico è l'italiano, perché noi abbiamo avuto professori come quando io poi ho fatto l'informatico per tutta la vita, quello che mi apriva le porte nei confronti dell'utente era perché gli spiegavo bene le cose. Quindi l'approccio didattico è vincente, formidabile. Mi manca solo quel pezzettino in più per cui si deve educare la gente a prendere della roba o a far adottare dei comportamenti, e siamo solo al discorso dei beni comuni. Per cui perché devo pagare un sacco di soldi spazzamento dalle strade quando magari il marciapiede davanti a casa mia, io abito su una villetta e dentro la mia rete di recinzione è perfetto, l'erba è bellissima, fuori si nascosta. Perché tanto spazzano fuori, ok? La pulizia delle caditorie, tutte queste cazzate qua, quindi beni comuni. Quindi allora sono delle cose che sembrerebbero sull'aereo, essere al di fuori magari del perimetro di una società che si occupa di gestione dei rifiuti, che però hanno degli elementi di complementarità e a me manca sempre questo. Sì, è vero. Quindi anch'io ho fatto istituto tecnico, prima di laureare ho fatto l'ITIS e quindi diciamo non le ho raccontate perché ho raccontato la gestione del rifiuto, quindi il momento in cui si è formato, queste sono le logiche che facciamo. Secondo me abbiamo molto allargo il concetto e arrivo anche a dei temi che sono stati suggeriti. Quando tu hai fatto l'85%, cioè quindi sei arrivato a una quantità di intercettazione ma anche una bassa quantità, che cosa c'è altro da fare? Basta? No? Sono andato a una riunione istituzionale, pianificatoria, insomma basta, cioè, ormai sei a posto voi altri, no? Ma veramente il Presidente non avessimo un'idea. Perché per esempio se volevo fare un impianto con un produttore di pannolini, no? E quindi abbiamo visto che i pannolini dentro i 45 kg, 10 kg, dove se fosse pannoloni, che mi pesaria fare costi, se non sapevo farlo, anche questo, cioè si fanno delle cose a valle, ma l'allargamento direi che è cosa si fa dopo l'85? Prima e dopo. Allora a valle, vabbè, l'ho già accennato adesso, è impressionante quello che si può fare con investimenti privati che si responsabilizzano di quello che hanno causato nell'immettere, intanto, e proviamo a mettere in piedi questo sistema che ci porterà al nostro obiettivo 2022, speriamo, verso il 95-96. Questi almeno i primi comuni a toccare questo limite e abbattere un altro assioma dopo quelli degli anni 80. Va bene. A monte invece tutta la prevenzione, come iniziative le facciamo, l'iniziativa Tanghi il Resto, come dire, accreditiamo i negozi che danno il bag, il family bag, che si chiama Tanghi il Resto, quindi andiamo a monitorare quanto meno umido fanno perché la gente si porta a casa, perché abbiamo alzato, abbiamo fatto il cartone della pizza che si può portare a casa il resto di pizza e stiamo accreditando una cinquantina adesso di questa è un'esperienza. Come fare per intercettare l'olio che va sulle fognature, allora gli diamo il bidoncino, perché quello è un rifiuto che non raccogliamo perché purtroppo finisce da qualche altra parte, cioè ce l'abbiamo ma non vengono perché il lavandino è molto più comodo del centro di raccolta, allora ti diamo i soldi, una tariffa al contrario, una tariffa negativa ogni volta che ti svuoti il bidoncino perché ha un transponder e avrai uno sconto sull'energia fornita dal gestore dell'energia elettrica, quindi non poco. Iniziative sul centro del riuso mobile, allora quando stiamo coinvolgendo le associazioni, la Casella Emmaus, la San Vincenzo, con la CAI, la Savalle, l'aeroporto di Treviso con la raccolta di quello, sai, nei controlli, 100 per fantasia, 100 millilitri,
queste cose pieni e intonsi, quindi quelli che abbiamo iniziative così. Il tema secondo me è di Ecopunti, so qual è la sua esperienza, la sta promuovendo una delle aziende, se è quella storiche che è stata anche nel territorio qua presente, è ancora presente, interessantissime, che ha dei punti non solo, ma anche sulla mobilità, non solo sui rifiuti, cioè il concetto strutturale è lo stesso, cioè io chiamo un comportamento responsabile, ti premio, ti do una conseguenza, ti do lo strumento di una conseguenza. Finché misuri i rifiuti magari è più facile e intuitivo, facile non tanto perché la tariffa portuale sono 2-3 milioni di abitanti in Italia, il resto sono metri quadrati a go-go, quindi a sistemi presuntivi. Quindi è facile relativamente strutturandoci, eccetera. Il non rifiuto, difficile pesarlo, sembra il nonno utilizzava i chiodi, come faccio? Perché e li ripiantava, questo era un po' difficile, le galline di prima, peseremo le galline. Però scherzo, ci sta nella chiacchierata, ma assolutamente ci sta l'osservazione ed è quello che ancora ci manca. Come diceva Guccini, Schumacher non medaglia, no? Quanto manca nella notte. Cosa dire delle... Ecco, sì, quindi sul cosa si può fare, quali sono le criticità oggi, è appunto l'estensione, almeno nell'ambito dei rifiuti, l'estensione a valle, che è sempre più difficile perché si comincia a pensare a un lavoro che non è più quasi solo della gestione dei rifiuti, e comincia a essere, ma non lo è ancora, è già ma non ancora, si diceva una volta, il lavoro di un'industria che non lo sa fare il rifiutologo, non ha imparato, e nemmeno noi sappiamo fare l'industriale delle plastiche, che è uno dei problemi di criticità che adesso sta esplodendo, perché finché la Cina prendeva rifiuti di scarsa qualità, plastici, ma anche del resto, per supportare la propria crescita e l'approvvigionamento delle sue materie prime, andava tutto bene. Quando la Cina ha detto no basta, abbiamo anche il problema ambientale, ha fatto scelte con qualche centinaia di miliardi di euro, non lo so, sulle energie rinnovabili e sulla qualità, ci approvvigioniamo da soli, al nostro interno non ci riuscirà, perché oggi la Cina esporta, è il produttore mondiale di quasi tutto, quindi avrà bisogno, però sta chiedendo qualità, ha respinto, così che metto 300 container, cioè è cambiato il mondo. Cosa succede in Italia? Succede che alcune frazioni della plastica stanno andando all'incenerimento. Posso sollevare un punto? Perché da noi il cementificio adesso ha avuto l'autorizzazione per la plastica e loro si giustificano dicendo che è cosa buona, che non è plastica indifferenziata, ma è plastica che arriva dalla filiera Corella. Poi uno va a leggersi qual è l'obiettivo della Corella e scopri che è quello di riciclare, non di incenerizzare. Tra l'altro inceneriscono una quantità pari al 40% di quello che raccolgono. Allora la mia domanda è, in più c'è la legge che ha fatto sì che non c'è più il bacino di vicinanza, perché penso che a Treviso 60.000 tonnellate all'anno di plastica facciano fatica a trovarle da bruciare. Sono plastica, comprese quelle di nobili, perché sostanzialmente le plastiche eterogenee saranno il 40, il 95%, forse 50%, qua dipende, no? Più la quella di plastica, le bottiglie sono tante, quando fai poco raccolta differenziata della plastica, prevalgono le bottiglie. Quando ne fai tante intercetti anche pellicola, e quindi nel nostro caso, comunque stiamo parlando di 30-35 kg abitanti, hanno tutta la plastica. Che siamo tra i più bravi tra l'altro nella raccolta della plastica. Sì, quindi metti che la metà siano 17 kg per 570.000 abitanti, quanti sono? 6.000, non so, mi metto un numero così, no, 7.000, non 60.000. La mia domanda è questa, appunto, cioè in realtà, perché nell'esempio che hanno fatto quelli del cementificio mi hanno parlato di vasetti di yogurt, eccetera, ma a me risulta che il vasetto di yogurt abbia un'altra destinazione. Perché me lo stanno incenerendo il vasetto di yogurt? Dipende anche da dove viene. Sì, però
cioè... Nel senso che non è quello mio, è quello di... Sì, tra l'altro. È quello di qualche altro, di qualcun altro. Il progetto di yogurt, che è il polistirene, se non sbaglio, deve essere separato da tutti gli altri e avviato una filiera autonoma. Allora, perché fanno i vasetti di quel materiale se ha bisogno di... Cioè, anche questi torna sempre a livello normativo. Cioè, se tu, legislatore, mi dici questi sono 5 tipi di plastica che si possono usare, punto, per gli alimenti. Così chi deve fare il riciclo poi o raccoglierlo si trova agevolato, penso, non so. Possiamo dire che è un po' il deficit del decreto Ronchi del 96, questo, la regolamentazione delle materie prime secondarie. Ma no, ha fatto un buon lavoro Ronchi, perché ha detto che la responsabilità del riciclo fino a una certa percentuale di imballaggi, la nuova direttiva porta non tanto alto, perché l'Europa è fatta di tanti paesi, al 55% di riciclo entro il 2000 e passa, quindi non è ancora, quindi il problema plastica comunque rimane dentro. Nel concetto di economia circolare la plastica è l'elemento di fallimento del sistema industriale. Anche perché se la Cina adesso non lo prende più, veramente diventa un problema. Cioè Ronchi ha fatto un sistema, i costi e la responsabilità del riciclo sono tuoi. Ora l'attuazione potrebbe essere fatta diversamente, è nato il CONAI. Il CONAI è un sistema in cui il consorzio obbligatorio senza fini di lucro fatto dai produttori e dagli utilizzatori degli imballaggi, poi c'è dentro anche i consumatori, eccetera. Le politiche del CONAI sugli imballaggi, mentre per quanto riguarda la carta, per esempio, c'è un problema perché ha un valore intrinseco, che sia imballaggio, che non sia imballaggio, che sia carta, cartoncino, insomma riesce a essere piazzato bene, separato bene. Sulla plastica c'è per esempio i poliesteri, i policrilati, tipo la bottiglia, che sono di elevato valore, 800 euro tonnellati per una, cioè elevato valore interno, e basso valore perché le filiere non si sono ancora sviluppate e gli conviene ancora utilizzare lo stilene, il polistirene nella riproduzione, e quindi quando paga noi la plastica ce la paga con €1 tonnellata unica, e quando chiede ai produttori di imballaggio di sostenere questo costo che paga i comuni, chiede lo stesso CAC, il contributo ambientale CONAI cosiddetto. Ogni tonnellata di imballaggio che metti fuori, indipendentemente dalla tipologia di imballaggio, mi paghi 100, non mi ricordo, a tonnellata, 100 e qualcosa, 120, 160, non mi ricordo, 160 euro a tonnellata, sia il buono che il cattivo. E da molto tempo, nell'accordo ANCI-CONAI, la parte ANCI dice va differenziato il contributo CONAI a monte che pagano, perché se ho un prodotto più facilmente riciclabile devo pagare di più. E la resistenza che hanno fatto è no, non va bene, per loro motivi, forse interni. E cosa si stanno trovando? Che i produttori delle bottiglie, che sanno che hanno valore, hanno avuto una spinta a staccarsi da corretta. Quindi vabbè, io che sono autonomo, per cosa devo pagare un materiale che si paga quasi da solo per pagare le plastiche degli altre tipologie di altri produttori? Io che le bottiglie faccio, ve lo sa maledetto. Si torna alla responsabilizzazione. Ecco, quindi hanno avuto la spinta centrifuga, e allora adesso stiamo parlando di differenziare il contributo CONAI. Quindi quando il costo entrerà sul supermercato sostanzialmente dell'imballaggio, cominceremo anche noi a fare le scelte che non sappiamo fare, perché ci fanno credere che tutto è uguale, che tutto è grigio. In realtà io voglio vedere che costa di più un imballaggio diverso. Posso chiedere, so che quest'anno si rinegozia l'accordo ANCI-CONAI. Si scade quest'anno. Tipo entità come la Contadina, che si occupano di rifiuti, non partecipano a questo tavolo di fatto, che sono i produttori e gli utilizzatori, se non sbaglio. L'ultimo tavolo ANCI non ha voluto i gestori al tavolo. Perché questo è un grave. E ha voluto i comuni, ma dipende dai comuni, ci sono comuni che hanno competenze e secondo me è andato debole, perché loro sono forti da questo punto di vista, sono
andati un po' deboli. Dir la verità, poi i comuni, noi al tavolo Ciconai abbiamo il nostro componente di Treviso, quindi al tavolo di coordinamento, quindi poi veniva e abbiamo cercato di supportare. Bisogna farli entrare almeno le società pubbliche in house, un altro tema. Ma tra l'altro una società che rappresenta 560.000 persone, penso che abbia le competenze sì, in genere, e poi hanno interessi abbastanza coincidenti, nel senso che più il gestore vende i materiali, più riceve un prezzo, regolando un buon rapporto col comune, quindi non c'è conflitto tra comuni e società, almeno società in ambito. Pubbliche. No, perché l'importante è negoziare bene in questi tavoli, perché è lì che poi le conseguenze le vedi sulle tariffe, le vedi su... Poi il problema della plastica è un problema mondiale, cioè come dire... Il problema è ridurre. Comunque, esatto. a prescindere da tutto il discorso rifiuti, eccetera, o noi riduciamo la plastica, tendenzialmente il primo passaggio è anzitutto individuare quali plastiche usare, secondo eliminare tutti gli imballaggi, perché in realtà i dispenser sono fattibili, basterebbe incentivare i dispenser. Io vedo nei posti dove esistono i dispenser si ritorna a quello che era la cultura di una volta. Quando io lo dico sempre, quando io ero bambino andavo dal casoin, sono anch'io originario di Treviso, e dal casoin cosa portavo a casa? Un po' di carta, al massimo quella in cui mi metteva i vari tipi di prodotti che compravo. Non c'era plastica e tutta la carta, tra l'altro, la riusavamo nella stufa per accendere la stufa, quindi non c'era nei supermercati. Non c'era ma anche quando hanno cominciato i primi supermercati, ricordo che non erano supermercati, mini market, ma ancora si usava molte cose con la sessola, cioè la sessola è quella, e si prendeva a peso. Non lo so, l'idea della scatoletta la scatoletta di tonno era impensabile, perché il tonno era uno scatolone così da cui si prendeva la fetta di tonno o di sgombro o di quello che volete, e analogamente nessuno andava a comprare la pasta in confezione da Etto o altro, ognuno prendeva la pasta che gli serviva, veniva messa in un contenitore, e spesso i contenitori non se li portava da casa, avevamo la sporta, avevamo penso che al giorno d'oggi sia difficile tornare non per tutti, però per alcuni per molti. Guardate, io vi posso far vedere come sia in Italia sia negli Stati Uniti d'America, dove ho mio figlio che ci vive, ci sono interi negozi che usano i dispenser. Tu vai lì, vai col tuo contenitore, se non vuoi il tuo contenitore è il sacchetto di carta, lo riempi, pesi e paghi in base, tutto al più ti porti a casa un po' di carta. Perché anche qui sul discorso adesso che diceva dei sacchetti, qui da noi c'è i famosi sacchetti che sono metà carta e metà plastica. Anche là basterebbe fare una legge in cui si dice vietato i sacchi di materiale. Ma c'è un motivo. Anche la plastica. Che devono vedere quello che metti dentro. Sì, ma anche la carta si può. Basta aprire non è così difficile. Non vengono servizi più adeguati. Comunque la plastica, anche bioplastica, è un bidone, perché in realtà quello che è un biopolimero è semplicemente un qualcosa che è aggredibile da microorganismi che hanno enzimi in grado di distruggere quel legame, ma ciò non toglie che ci sono frammentini di plastica che restano non visibili e che vanno in giro dappertutto. Non risolve il problema. Perché questo sarà il problema del futuro. Dopo le plastiche di adesso, penso che il problema sarà il compost del futuro. È un passaggio sbagliato quello di passare dalle plastiche alle bioplastiche. Bisogna superare la plastica. Posso chiedere un'altra cosa? Ho visto che da noi, per esempio, prima si raccoglieva la plastica e il vetro separatamente. Adesso viene fatto tutto in un bidone. Volevo chiedere la motivazione di questa scelta. Nel caso di... Noi siamo contrarina. Sì. Dal punto di vista della separazione, cosa succede durante la separazione? In realtà il vetro è l'unica roba che non viene separata, perché comunque gli impianti tolgono il resto. Cioè il concetto è: arriva un materiale, tolgo la plastica, tolgo l'alluminio, tolgo l'acciaio. E quello che era all'inizio del vetro
finisce il suo giro avanti. Sempre meno il vetro, attenzione, quindi la quantità del vetro immessa come imballaggio tende a essere sempre più basso, non è un imballaggio preferito ormai, stiamo vedendo anche nell'aceto, ormai sono tutte di plastica, ma sembrava impensabile. Resterà in video probabilmente noi italiani almeno per la qualità o qualcos'altro. Quindi una delle criticità è con la raccolta a sacco della plastica la qualità. Sì. Scusi, questa cosa del vetro, questa scelta che venga meno utilizzato, da cosa è poco redditizio, c'è qualche difficoltà? Perché c'è meno vetro nell'immesso nel mercato, perché sul trasporto c'è l'incidenza che si rompe il trasporto, il peso. Cioè con la stessa quantità, cioè è il costo del trasporto che e in più è chiaro, probabilmente anche in termini di costi aziendali costa meno usare la plastica che non il vetro, quindi o noi pretendiamo perché c'è un incentivo, professore? No, è proprio una questione economica loro diretta, cioè se io trasporto il vetro, pensate a una bottiglia di vetro non è plastica, moltiplicatela per i contenitori di un camion, quanto peso c'è di differenza. Loro ragionano in termini puramente ed esclusivamente di peso e dicono anche dal punto di vista logico, in questo modo la plastica fa risparmiare energia, perché a parità di contenuto consumo meno energia. Il problema è perché devo trasportare le merci da una parte all'altra del mondo invece che usarle il più possibile a livello di bere acqua. E poi c'è anche il discorso che noi consumatori lo prendiamo. Come? C'è il discorso che il consumatore poi vede la bottiglia di plastica e dice me la prende, è più comodo anche per il consumatore per il trasporto a casa. Questo è il guaio, cioè io che voglio cercare, che cerco il vetro, non lo trovo e a volte si è costretti a prendere la bottiglia di plastica. La bottiglia di vetro per l'acqua, allora prima di tutto serve bene l'acqua non prenderla in bottiglia. Il problema a monte è quale qualità dell'acqua abbiamo. Non parliamo dei FAS, che non è l'argomento di oggi, ma è chiaro che uno che vive in una zona a rischio, ecco, è chiaro che se vado al supermercato la bottiglia di vetro di acqua non c'è più. Comunque dal punto di vista industriale secondo me fanno un errore strategico quelli della plastica, perché il problema sarà grosso. Per loro dico, sì. La prima bottiglia di plastica nel Veneto in Italia è stata acquistata nel 1980. Prima era solo vetro. E da allora siamo disperati. Io faccio un puntino e faccio una prova, metto con 2 mollette su un filo un telo di plastica, l'anno dopo non c'è più, lo mangiamo, si fa nel terreno e la radice. Siamo diventati smaltitori noi della plastica che si insieme. E questo ma è colpa anche degli agricoltori che usano la plastica come facciamatura, che usano la plastica per fare serre, che usano la plastica antigrandine, che usano la plastica dappertutto e poi la bruciano o si dissolve al sole, e vento, sole e freddo. Ecco, parlando di rifiuti incontrati, quando era l'assessore della Medara, che ha fatto così, usavano queste discariche portando l'incontrato. Allora, finché ero giovane, ero forte, anziano, perché tre divani pagavo 80.000 lire a fare stamattina. Allora la giornata diversa. Quando arrivavo a un divano mi presentavo con un coltello, con l'ammazzarmi, lo dividiamo insieme, un martello e il scalpello, e girare via io una partita, io la stoffa la buttavo. Ma il resto a un certo punto allora che il cassone mi portava 20 divani sezionati. Ecco una questione di mentalità quando vai dentro. Tu lo fermi, il divano l'hai comprato tu o l'hai comprato il comune? L'ho comprato io, allora lo porti come lo voglio io. Le regole semplici, ero lì tre sabati alla settimana, facevo il mastino, ma era il sistema per ridurre costi e insegnare. Quindi dico sempre, avevo 27 differenziazioni, cosa ne faccio di 27 differenziazioni? Avevo Bisciolo,
che mi faceva montagne di polistirolo. Allora ho cominciato a tirarlo e altra villa c'è una villa che si chiama che ricicla polistirolo. Qual è il guaio? Che i cantonali di mobili hanno una spilla o di legno o di ferro. Sono andato a piangere della signora, ogni volta prendevamo le masse del polistirolo, le passavamo da una schiera all'altra e individuavamo dove c'era il pezzo, e in quella maniera lì sono riuscito. Mi faceva 80 metri cubi mese di polistirolo, una roba pazzesca. Dato via io non so come sia andato a finire, però era che il polistirolo veniva riciclato, ma ho pianto. Perché ho rovinato le macchine. Stiamo parlando delle stoffe, gli stracci che una volta venivano raccolti, adesso vanno col secco. No, c'è ancora la raccolta degli abiti. No, degli stracci, straccio di casa che si butta via, pezzi di stoffa. La carta una volta, negli anni 70. Carta e stracci raccoglievano. Adesso che si va col secco. Volevo chiedere se c'era un motivo, cioè nel senso che una volta pensavo che li macinassero e facessero altro. È scomparsa questa filiera. C'è solo quello degli abiti, ma in realtà è un riuso per gli abiti, Non c'è più come un tempo l'abitudine a recuperare il materiale delle stoffe che venivano separate, ma a Prato c'era la tradizione. Ancora per gli abiti c'è. Sì, ma una volta lo usavamo anche per gli stracci. Anche i cartieri, le prime cartiere lo usavano. Il tipo di se c'era cotone, il cotone andava bene. C'è tutto artificiale, ho visto, molto difficile. Stava dicendo che la plastica diventerà un problema per gli industriali, poi non ha finito, non ho capito perché. Perché il mondo, cioè se la Cina, vi rendete conto? La Cina 5 anni fa girava per mascherine ed era l'inquinamento, cioè l'immagine avevamo della Cina, chi lavorava poco, gli scassava il mercato, viveva l'inquinamento totale e adesso deve spingere per qualità il materiale che diamo a noi per cambiare veramente il mondo. Cioè, noi abbiamo qui il patch nell'oceano di materiali che sta diventando la comunicazione che non è più quello di una volta, che non sapevi più niente. Cioè, oggi sappiamo tutto, Twitter, Facebook, tutto si vede. Allora, la reputazione sta diventando un valore anche delle aziende. Se la Fater, il produttore di pannolini, mette milioni, gli ha messo la Fater, milioni di euro per investire, non è che improvvisamente è diventata ecologica. Oggi la reputazione di un'azienda è immagine, è vendita, eccetera. Chi dite sì questa? Fater, Procter & Gamble, il gruppo Procter & Gamble e Angelini, 50-50%, questi soci, Angelini farmaceutica, Però anche lì le coppette, per esempio, per quello che riguarda gli assorbenti femminili o i tamponi, queste cose qua non vengono assolutamente pubblicizzate e potrebbe eliminare. Sì, che è una prevenzione. No? Esatto. Comunque il mondo cambia e intanto si stanno scontrando anche con le bioplastiche sono l'alternativa oggi, al di là. Che in realtà non è una. Però parlo dal punto di vista industriale. Qual è il posizionamento strategico di continuare a dire faccio questo quando io comincerò a diventare il problema? O è proprio a breve termine, però se un'azienda vuole pensare al futuro si troverà come imputato di un problema, di un sistema. Di questa è una cosa positiva, insomma, ci sta dicendo. Il problema è che il 90% delle acque minerali analizzate ha microplastiche all'interno, prevalentemente dal tappo peraltro, cioè il FAS, probabilmente noi facevamo le analisi una volta, c'erano ma non cercavamo. Nessuno li cercava. Come negli anni 80 come si chiama, terbutilazina, l'atrazina. Sì, ma era una i metaboliti non li cercavamo, sono emersi un problema quando chiudi la cosa. L'atrazina è morta, nel senso. Poi adesso abbiamo il glifosate. Non cerca il glifosate, ma non cerca l'AMPA, che è il derivato del glifosate. Esatto, i figli legittimi di sto qua. Quindi, cosa sta succedendo? Adesso è sotto il mirino e allora come si chiama? Il produttore del glifosate adesso è
Monsanto, che adesso è diventata Bayer. Quindi il tema è o scelgo un'altra strada, per esempio andiamo a vedere cosa si può fare di ricerca su questi materiali, se i biopolimeri sono totali o non totali, però secondo me rimanere su quella posizione poi è un fallimento industriale. So bene che Trump dice che il futuro è il carbone, però cioè, il mondo cambia anche senza di Trump. Certo, anche volendo o non volendo. Cioè, Corea del Nord, il mondo sta cambiando e noi facciamo ancora una volta l'errore del 30% di raccolta differenziata, tanto cambierà. Lo fanno gli industriali, lo facevano gli esperti di allora, quindi se tu sei nel meeting oggi green si può reputare un altro materiale. Oggi la carta fa un figurone, per esempio, perché l'Italia che non sta facendo, continua a resistere con il suo quartiere, nonostante la crisi, però il distretto di Lucca è ancora presente, insomma, così come di quello di Prato degli altri. Quindi dobbiamo scommettere sul futuro e è questione proprio di dire che cosa succederà dopo, non si sbaglia. In 3 lunedì veloci. Disse, siamo andati in un partito da Padova nel 1994, siamo andati, perché c'erano di Padova per la filiera lì. Siamo andati a vedere la raccolta differenziata in quella città e lì applicarono già la tariffa. Dove? Al Bisse. Sì, perché c'era uno di Padova che era la figlia lì. E siamo lì applicavano già la tariffa, solo su cosa? Sul rifiuto indifferenziato. Tutto il resto era come solo lì, solo pagati. I pannolini, la municipalità non li ritirava più, li chiamava la ditta specializzata e li pagava, e allora sono passati al pannolino lavabile immediatamente, semplice, cioè basta che il sistema dica tu non fai questo, te lo paghi, chiami la tua ditta, per il tuo giorno e il discorso è dopo. Poi nei condomini c'era proprio mancavano diversi, rispondeva l'amministratore, tu ti arrangi all'interno del condominio, fai pagare come vuoi, questo ve lo applico, sempre sui differenziati. Per quanto riguarda, io faccio contadino e sono l'unico bio del comune di San Germano Iberici, ancora del 91 è l'ultimo. Ecco, il mio vicino di campo di Ader che ha adesso l'ha trasformato in prosecco, lui mi ha fatto vedere la settimana scorsa e un po' tutta l'erba sparita perché si può usare. Allora, io prendo della mia uva, incrocio manzoni, mi hanno obbligato a piantare, prendo 0,66 al chilo, non la porto in cantina. Lui, se portassi i manzoni, prende 0,60. Per forza fanno il diservo, perché gli costa talmente meno e guadagna di più. Ecco, questo è l'andazzo il mio uva che porto in cantina non si sa che fine fa, perché la cantina di mio, che è una delle più grandi d'Europa, non vende vino bio, non so che fine fanno il mio posto. E questo è un sistema che vedo, sono l'unico da 90 adesso. Qualcosa sta cambiando, si stanno accorgendo che devono cambiare i contadini, però le attrezzature sono quelle primordiali, quelle che va per la mia data per via l'erba, e quindi di conseguenza ancora per 2 anni è via libera con diciamo, poi io penso che si arriveranno anche loro nel settore vino, invece nel settore campo è tutto un deserto continuo. Io faccio il mais